Mercoledì 29 settembre, Santi Michele, Gabriele e Raffaele. È il 272esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 93 al termine. Il sole sorge alle 7:06 e tramonta alle 18:55. La luna si leva alle 23:56 e tramonta alle 15:28. Padova, assediata dalle truppe dell'imperatore Massimiliano, è investita da un terribile fuoco d'artiglieria. In pochi giorni cadono dentro le sue mura circa 1500 proiettili. Gli sforzi del nemico sono concentrati soprattutto sul bastione di Codalunga, dove i padovani hanno innalzato su un'asta una gatta viva, sfidando a gran voce francesi, tedeschi e spagnoli ad andarla a prendere. Esasperati dalla resistenza e dallo scherno, i comandanti delle truppe assedianti promettono un premio di 10.000 ducati a chi riuscirà per primo a conquistare il bastione. Gli attacchi si succedono agli attacchi, ma le perdite sono tali che Massimiliano, sconfitto da una gatta, toglie l'assedio. Per ricordare il singolare avvenimento, il luogo sarà chiamato Bastione della Gatta. Le previsioni per domani. Residua variabilità con annuvolamenti più consistenti in pianura fino a metà giornata, alternati a schiarite più precoci in montagna. Possibili residue precipitazioni sulle zone centro-meridionali tra la notte e la mattina. Temperature prevalentemente in diminuzione, in pianura venti deboli moderati da nord-est. San Martino Buonalbergo, a pochi chilometri da Verona, è situato nella fascia pedemontana veronese. Nella parte nord del comune sono presenti alcuni rilievi collinari che precedono l'inizio dei Monti Lessini. Il nome assai curioso di questo comune pare si debba alla presenza un tempo di un tempio pagano dedicato al dio Bono Evento. La località sanmartinese avrebbe potuto essere dunque conosciuta come Bono Evento. Tra le principali architetture religiose troviamo la chiesa di San Martino Vescovo e fa parte del vicariato dell'Est veronese. La primitiva chiesa fu edificata probabilmente tra il IX e il X secolo. Questo edificio passò sotto l'influenza dell'abbazia di San Zeno di Verona nel 1146. L'attuale parrocchiale venne costruita tra il 1740 e il 1744 e consacrata dal vescovo di Verona Giovanni Bragadin nel 1747.